Chopin, in prima fila gli occhi su di lei, sui tasti le sue dita, farfalle in libertà, viveva con orgoglio la sua età. Seduto al pianoforte in quella stanza, guardava la sua donna e ripassava Mozart, concerto in la minore dedicato a lei, e senza una ragione se ne andava. Antico e un po' ingiallito dal tempo che un giorno creò in silenzio per lei. Ha lasciato tutti i dischi, le foto in compagnia di artisti, la sciarpa bianca presa a Parigi e tanti ricordi comprati quando era in ritagli di giornali, adesso sfoglia lei, piangendo un po' davanti al suo caffè. Ritornano le note del suo passato, ricorda che era bello